Eccoci tornati in studio, siamo all'ultimo blocco di questa interessante trasmissione su poligoni, servitù militari, bonifiche. Abbiamo affrontato molti dei temi sul tappeto. Faccio un giro per chiudere questa vicenda. Riparto da Peppe Loi. Qual è il messaggio che è venuto fuori dalla trasmissione di stasera? Il messaggio sicuramente è che si sono fatti dei passi avanti importanti. Però io parto dalla... Perché la base militare? Perché l'esproprio dei terreni della base militare? Il demanio militare ha tolto questi terreni alle comunità per fare la difesa della nazione. Io credo che tutti i cittadini, non solo ma di tutta la Sardegna, pensassero che la difesa della nazione consistesse nel fare delle esercitazioni per, come dire, ambientalmente valide. Se quello non è stato, bisogna trovare il modo. E abbiamo deciso che si fanno le bonifiche, che si fanno le cose. Altra cosa è, tutte quelle aree che non vengono più utilizzate con quello scopo vengano comunque rimesse in uso o couso dei cittadini del territorio. Questo è importantissimo perché ne è una esigenza. Andiamo a concludere. Franco Cucusi? Prima si diceva non ci sono soldi, il governo sta andando appunto a scadere e io dico una cosa, noi sindaci abbiamo una grande responsabilità. Se abbiamo delle idee serie, lungimiranti, le sappiamo scrivere, le sappiamo presentare, costruire, io sono convinto che qualsiasi governo, sia a livello regionale, a livello statale, europeo, ci ascolterà. Carta? Io ovviamente, visto che io sono un po' distonico ogni tanto rispetto agli interventi, mi faccio bacchettare spesso dal senatore Scanu, ma perché ci vogliamo bene, ma ci mancherebbe altro. Stavo dicendo questo, io sono molto realista in questo senso, quindi mi fa molto piacere che tutti siano ottimisti. Io lo sono nel senso che nella misura in cui riusciamo a produrre dei progetti concreti che siano realmente attuabili, io sono assolutamente d'accordo che queste cose si possono fare. Mi metto anche un altro problema, di zone di crisi in Sardegna ce ne sono veramente tante, penso al Sulcis, penso a Porto Torres, Centro Sardegna. Centro Sardegna, Ottana, quindi se fosse così semplice creare le condizioni per lo sviluppo territoriale si potrebbe fare in tutte le zone, ma io ho paura che la bacchetta magica non ce l'abbia nessuno, quindi ovviamente ottimismo ma anche sano realismo. L'arte della politica è quella di scegliere le priorità, di farsi bastare le risorse. Codonesu? Condivido queste ultime osservazioni. Io sono sicuro di una cosa estremamente semplice. Armati dello Statuto della Regione Sardegna e della Costituzione italiana abbiamo gli strumenti per esercitare realmente nei fatti la nostra sovranità. Basta esserne all'altezza in tutti i sensi. Il dottor Onnis? Io sono personalmente molto soddisfatto di aver certo partecipato a questo dibattito, ma di aver anche constatato in questo anno, in questi mesi, che forse si è avviata una cosa che mi girava e ci girava anche per la testa occupandoci del problema Quirra, cioè che si sia entrati nell'ordine di idee che si è arrivati ad un punto di svolta, che ci dovrà vedere impegnati tutti i sardi e chi del governo della Sardegna si occupa per probabilmente i prossimi decenni, ma veramente per definire una nuova prospettiva e un nuovo sviluppo per i nostri territori, al di là delle servitù militari, industriali, turistiche e quant'altro. Questo mi sembra un approccio dal punto di vista culturale assolutamente vincente e importante. Angelo Stocchino, l'impegno per il 2013 su questo versante? Ma c'è tutto, e poi il dato nuovo è che in maniera bipartisan, centrodestra, centrosinistra, centro, c'è una volontà vera di risolvere le problematiche della Sardegna e proiettarci in un futuro migliore, insieme, senza fare battaglie di schieramento, ma facendo battaglie vere di sviluppo per la Sardegna in collaborazione col Governo nazionale e con i nostri parlamentari. Approfitto della sua presenza, prima di dare la parola a Giampiero Scanu, siccome a lui ho fatto delle domande politiche durante il faccia a faccia, ne faccio una anche a lei. Si va a votare il 24 febbraio, il PDL, ce lo raccontano, diviso soprattutto in Sardegna, ancora incerto a livello nazionale, non si è ancora capito se sarà Berlusconi stesso il candidato, se Monti capeggerà solo il centro, alla fine anche la destra convergerà su di lui. In Sardegna com'è la situazione e come vi ponete relativamente a questo dibattito? Me lo dica in maniera veloce. In maniera veloce gli voglio dire che siamo sardi, quindi abbiamo 100 Goncas e 100 Berrittas. Quello che io dico ai nostri parlamentari e alla nostra classe politica, e lo dico come quarantenne e diciamo è profano della politica vera, è che ognuno di noi può avere le idee anche diverse, ma dobbiamo confrontarci su un progetto comune e poi portarlo avanti in maniera unitaria per i cittadini e non per il proprio egoismo personale. Poi ognuno va a dormire con chi gli pare e con la moglie che gli pare, se c'ha la moglie o la compagna.
Giampiero Scanu, siamo partiti con lei, abbiamo iniziato con lei il discorso in questa trasmissione, lo chiudiamo con lei. Insomma, queste 2 ore l'hanno rafforzata, immagino, le sue convinzioni, perché non avevamo la pretesa di fargli cambiare idea, oppure c'è qualcosa in più da questo dibattito con i sindaci, qualcosa che l'ha arricchito, qualche dubbio in più che le è venuto? Certamente ci sono molte cose che mi hanno arricchito, anche alcune domande che lei opportunamente ha voluto porci hanno aperto altri scenari. In maniera didascalica mi verrebbe da dire che niente potrà più essere come prima, nel senso che l'attività che collegialmente abbiamo avuto il piacere di svolgere, attività sostenuta in maniera ammirabile, esprimo il mio punto di vista, dalla libera stampa, ha squarciato un velo di indifferenza, in certi casi di omertà, che copriva una serie di condizioni rispetto alle quali finalmente si vuole la verità. E questa azione insieme politica ed etica avrà il pregio di potersi realizzare, come dicevo all'inizio della trasmissione, trasformando una crisi in un'opportunità. Io non vorrei scadere nel semplicismo, però credo che di fatto la nostra peggiore debolezza, per usare un eufemismo, sia la mancanza di coraggio e di speranza e soprattutto la mancanza di consapevolezza che si deve osare per risolvere certi problemi. Ma dove sta scritto che la Sardegna, da paradiso terrestre, quale è stato definito, possa rischiare di essere una pattumiera? Ma lei lo sa che quando si farà un censimento effettivo anche delle cose di cui non si parla, saranno decine e decine i siti che dovranno essere bonificati. Allora si affronti questo discorso, si riconoscano quantomeno le situazioni esistenti, si faccia una battaglia a livello nazionale ed europeo per ottenere le risorse necessarie per restituire salubrità alla terra. Quello potrà offrire migliaia di opportunità, di posti di lavoro, e a quel punto si potrà sviluppare nella nostra terra un nuovo tipo di economia che non sarà fatta di industrie di un certo tipo, ma sarà quella che ci permetterà di utilizzare le nostre risorse naturali, ambientali e storiche. Grazie senatore Scanu. Prima di chiudere chiamo nuovamente in causa Matteo Vercelli dal sito www.unionesarda.it per chiedergli il risultato finale del nostro sondaggio. Sì, il risultato finale che conferma il no deciso dei nostri lettori alla Sardegna, che ospita poligoni e servitù militari, quasi il 75% contro il 23% che invece direbbe di sì. Vediamo che c'è animazione in relazione a Vidrina. Naturalmente un saluto a tutti i colleghi che stanno predisponendo l'edizione del telegiornale che sta per andare in onda. A me naturalmente non resta che salutare i nostri ospiti di oggi. Ci avete aiutato insomma a conoscere una situazione che comunque della quale da mesi, forse da anni ormai si parla, ed è anche giusto insomma approfondirla. Ci è sembrato giusto approfondirla con gli attori del territorio che sono a diretto contatto con le popolazioni e con la gente. Io naturalmente ringrazio Peppe Loi, che è il sindaco di Villa Grande Strisaili, Mariano Carta, il sindaco di Perdas de Vogo, il dottor Antonio Onnis, il consigliere regionale Angelo Stocchino, il senatore Giampiero Scanu, il sindaco di Villa Puzzu Fernando Codonesu e per ultimo il sindaco di Ulassai Franco Cugusi. Naturalmente un ringraziamento a tutti i nostri telespettatori e naturalmente a tutti loro un augurio di buon anno. Noi torniamo giovedì prossimo 3 gennaio con una trasmissione legata alla nuova economia o all'economia nuova con il caso Sardex. Grazie a tutti e buona serata.